Abbiamo il piacere di avere qui a Portogruaro, all'evento targato Confartigianato Portogruaro in Forma, Arrigo Sacchi. Cosa ne pensa di questo evento? Ho conosciuto gli organizzatori e sono persone veramente impegnate, veramente di valore. Mi sembra una cosa organizzata assai bene per aiutare le persone a capire come funziona il mondo, per non rimanere arretrati, però in un contesto molto disponibile e molto carino. Io sono rimasto veramente sorpreso da questa cittadina che non conoscevo, una cittadina ben tenuta, indice di civiltà, e quindi quando vi è civiltà è più facile riuscire a emergere. Dall'evento emerge l'importanza del team, del lavoro di squadra, sia in campo lavorativo che in campo, diciamo, calcistico. Per lei quanto è importante questo elemento? No, non per me. Pensate che una piccola nazione come l'Inghilterra ha governato il mondo. I romani hanno conquistato allora il mondo conosciuto perché facevano squadra. La nostra nazionale ha vinto nel momento in cui ha messo da parte il protagonismo, l'individualismo eccessivo e tutti i sentimenti meno nobili che sono l'invidia, la gelosia, il populismo. Ecco, noi dobbiamo scordarci tutto questo se vogliamo veramente ritornare ad essere quello che siamo stati in passato. Non scordiamo che questa nazione nel 1945 è uscita distrutta dalla guerra moralmente, finanziariamente, economicamente, e dopo 20 anni era la quinta potenza mondiale economica. Quindi quando abbiamo messo da parte l'indolenza, la furbizia, pensare che le conoscenze valgono più della conoscenza, quando abbiamo messo da parte tutte queste cose abbiamo fatto vedere che ancora abbiamo un background culturale elevato. E lei nell'ambito calcistico è molto noto, insomma, pensa che ci sia una squadra in cui questo elemento del valore di squadra appunto sia più evidente? Dappertutto quando vincono. Grazie. Prego.